questi giorni ci aspetteranno molte iniziative per le famiglie, per i giovani e anche oggi pomeriggio una camminata per adulti alla riscoperta delle Vallalte, un luogo caratteristico di Farò. Tanta enogastronomia, hobbisti, espositori di fiori e vi aspettiamo numerosi, speriamo nel buon tempo. Vorrei ringraziare anche tutti i volontari che in questi giorni si sono dati da fare per preparare questa manifestazione, che tolgono il loro tempo al lavoro, alle famiglie e quindi senza di loro non si potrebbe fare queste iniziative. Grazie mille ancora a tutti loro. Anche oggi una bella festa qui a Farò. Grazie anche alla parrocchia di Farò, al Presidente De Conto, insieme a tanti volontari che danno vita tutti gli anni a questa bellissima manifestazione, la festa della primavera, io direi anche la festa un po' anche delle famiglie, la festa di tutti coloro che vogliono stare insieme in comunità. Noi siamo presenti qui a Farò come sempre in questa nostra forma di welfare di comunità, sostenendo appunto queste iniziative proprio per dare maggiore spazio al bisogno anche che noi tutti abbiamo di stare insieme, e questa a Farò è proprio una grande bella occasione che dirò anche dà un po' di luce a questa giornata meteorologica piuttosto incerta, che però grazie appunto a questi volontari sta illuminando veramente di gran bella luce. Con grande piacere che ho partecipato questa mattina a questo evento importante sul piano di Farò, è un'ulteriore attività per la promozione dei nostri prodotti tipici che ormai sempre di più fanno riferimento ai turisti, i quali vengono qua non solo per visitare il nostro territorio, ma anche e soprattutto per assaggiare i nostri prodotti. Dobbiamo agire assieme per condividere con le nostre aziende che li producono sempre di più e aiutarle per queste attività essenziali per lo sviluppo del nostro territorio. Un appuntamento immancabile, questo sull'altipiano di Farò, e voglio ringraziare veramente di cuore il Comitato Festeggiamenti perché ogni anno ci fa vedere quanto bello sia questa terra, grazie ai volontari che lavorano, grazie agli espositori e agli sponsor che sostengono questa iniziativa, insomma una piccola frazione che però sa esprimere veramente una grande passione, un grande amore per la propria terra.